Il Partito Democratico punta l'indice contro il bilancio della Regione Veneto e contro la giunta Zaia. Sentiamo perché. Il bilancio della Regione Veneto fa acqua da tutte le parti e l'amministrazione Zaia è una macchina fuori controllo. Non usa tanti giri di parole il consigliere regionale del Partito Democratico Franco Bonfante per giudicare il lavoro del governatore e della sua giunta. L'esponente del PD attacca Zaia e la sua presunta incapacità nel capire che la progressiva riduzione dei fondi a disposizione obbliga a riconsiderare la struttura stessa del bilancio e della complessiva macchina regionale. Il bilancio è di oltre 12 miliardi, 8 miliardi e 600 milioni circa sono della sanità. Noi abbiamo posto in evidenza alcuni importanti sprechi che intendiamo togliere, perché se noi riuscissimo a eliminare questi sprechi potremmo dare più soldi per il lavoro, per le imprese, per i lavoratori in difficoltà, cosa che invece non avviene. A fare eco a Bonfante anche il candidato a sindaco di Verona per il centrosinistra Michele Bertucco, che sottolinea a sua volta la deficitaria gestione della Regione Veneto. Quello che era stato chiesto è che venissero tagliati gli sprechi da parte della Regione, questo non è avvenuto e fra l'altro non si è concordato con i comuni capoluogo in modo particolare, quali potevano essere gli interventi principali. È un momento di crisi, la Regione insieme ai comuni dovrebbe lavorare sul tema del sociale, sul tema del lavoro e della crisi economica. Bonfante attacca la logica dei tagli lineari che scontentano tutti e che non costruiscono, dice il consigliere regionale, alcuna prospettiva politica credibile per il Veneto. Il rappresentante del PD si scaglia anche contro quella che ha ribattezzato come la tassa sulla pioggia. È una cosa ridicola perché è stata eliminata 2 anni fa dicendo che era una tassa iniqua, quelle che si pagano ai consorzi di bonifica sostanzialmente. Avevano detto eliminiamola perché è iniqua e incominciamo a eliminarla da chi paga 16,53 euro in giù, perché costa di più chiedere il pagamento che quello che si ottiene. Adesso all'improvviso ci si accorge che non è vero, che non costa di più, che va ripristinata. Non solo, ma va ripristinata addirittura come effetto retroattivo, per cui dopo averla eliminata adesso si fanno pagare anche gli arretrati. Tra i tanti emendamenti proposti dal PD anche quelli sulla formazione e l'orientamento al lavoro, con la proposta di destinare un aumento di risorse pari a 400.000 euro e altri 3 milioni per la formazione professionale convenzionata. Si sono conclusi proprio in questi giorni, sabato per la precisione, i festeggiamenti per i 150 anni dello Stato.